Nuovo pasticcio della turbolenta sessione finanziaria all'ARS. Il Consiglio dei Ministri impugna le variazioni di bilancio approvate a dicembre. Secondo il governo Draghi, che nel fine settimana ha inaugurato il rapporto con la Giunta Musumeci impugnando 2 leggi su 2, la norma votata negli ultimi giorni dello scorso anno dall'Assemblea regionale si affidava allo spalma disavanzo che non era ancora stato siglato. La legge regionale, si legge nel provvedimento del governo, dispone la copertura degli oneri mediante utilizzo delle quote di ripiano del disavanzo per l'anno 2020. Riguarda modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario. Contestata da Roma anche la clausola di salvaguardia che prevedeva un meccanismo alternativo di differimento delle quote del 2020 relativo al recupero del disavanzo. E a giudicare dal testo dell'impugnativa, che ora è stato acquisito anche dai deputati regionali, i rilievi sono pesanti. Ad essere contestata è di fatto l'intera architettura contabile.